Una giornata storica per il lago di Varese che torna balneabile dopo mezzo secolo di attesa. Sì, più di mezzo secolo di attesa, direi una giornata veramente eccezionale se pensiamo che soltanto 10 anni fa sembrava qualcosa di improponibile, sembrava infattibile una ipotesi di questo genere. Sono contento, ringrazio tutti, credo che questa sia la dimostrazione che quando si collabora tutti insieme, istituzioni, privati, associazioni anche di volontariato, si ottengono dei grandi risultati. Sono molto contento, direi che l'atmosfera che si respira oggi mi fa ritornare ragazzino quando ci venivo con i miei genitori ed era pieno di persone che arrivavano con la borsa, con il costume da bagno, prendevano il sole e facevano bagno, bellissimo. Ecco, molti Adesso pensano... però bisogna continuare, cioè non è che abbiamo finito il lavoro, bisogna continuare nel prelievo, bisogna continuare nel monitoraggio, bisogna fare in modo che diventi assolutamente una cosa stabile. Ecco, molti pensano che sia, come dire, una pagella politica. In realtà c'è il timore che queste acque non siano poi veramente migliorate. Invece è così, il risanamento funziona? Vede, io credo che la politica si divida in due categorie. C'è chi vuol fare le cose e c'è chi vuol fare polemica. Quelli che vogliono fare polemica riescono a farla su tutto, riescono a diffondere veleno su ogni cosa si faccia. Io personalmente faccio parte della categoria di chi vuole fare le cose e cerco di farle nel modo migliore. Se c'è qualcuno che si divertirà a fare polemiche, a cercare di convincere qualcuno a costituire un comitato, va benissimo, ma seguendo questo modo di fare non si realizzerà mai nulla in questo paese, saremo sempre bloccati su tutto. Io le cose le voglio fare. Siamo con il sindaco di Bodio Lomnago, Eleonora Paolelli, una giornata storica per il lago con tanti nuotatori per la prima volta dopo tanto tempo, anche un'emozione? Guarda, sono veramente orgogliosa, emozionata. Il colpo d'occhio che ho avuto arrivando in barca prima della partenza di vedere tutti quei nuotatori in attesa e poi alla partenza, quando si sono buttati tutti in acqua, è stato bellissimo. Poi il cordone bianco che si vedeva sull'acqua e il profilo dei pioppi di Bodio è eccezionale, veramente un momento storico per Bodio Lomnago. Può essere un punto di partenza anche proprio per un vero rilancio turistico, ma sempre sostenibile, come più volte è stato sottolineato. Assolutamente sì, ci vuole che il cittadino capisca che bisogna utilizzare il nostro territorio, il nostro lago in maniera corretta e sostenibile proprio perché possiamo portarlo verso il futuro e per i nostri figli. Grazie. Da oggi il lago di Varese torna balneabile, cosa ne pensa la gente di questa novità? È un grande obiettivo perché io ho 57 anni e il bagno a Varese non l'ho mai potuto fare, per cui è una bella soddisfazione. Oggi farà il bagno? L'ho già fatto. Ah, l'ha già fatto, com'è l'acqua? Una sua valutazione? Caldissima, bellissima, si sta proprio bene. Anche lei signora apprezza questo momento? Sì, diciamo sono contenta anche io e soprattutto contenta per lui, che lui aspettava questo tutto il tempo, proprio che voleva fare, per lui emozionato da ieri. Grazie mille. Ho sperato di poter morire facendo il bagno. Ah, sì, di vederlo prima. Esatto. Grazie mille.